Buonasera a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Oggi io sono molto contento, sono particolarmente contento perché abbiamo qui un gruppo, sto parlando dei Mokadelic, un gruppo ricollegato spesso al post-rock, un gruppo che ce lo ricordiamo tutti per i loro lavori, in particolare per Gomorra. È qui con me Massimo Privetiere di Colonne Sonore che ce ne vorrà parlare dei Mokadelic. Ciao a tutti. I Mokadelic nascono dapprima col nome di Moka, di Alessio Mecozzi, Cristian Marras, Alberto Broccatelli e Maurizio Mazzenga. Oggi si chiamano Mokadelic e c'è Luca Novelli, che abbiamo anche intervistato durante il nostro speciale Davide Donatello. E certo, come dicevi tu, con il film Come Dio comanda, col quale hanno ricevuto anche una nomination come miglior colonna sonora ai Nastri d'Argento nel 2009, la loro carriera ha avuto un picco nel panorama compositivo delle colonne sonore italiane. Musica ambient, post-rock, Gomorra ne è un esempio, infatti ad oggi è una sigla che appena parte la riconoscono tutti quanti, come le sigle iconiche della storia del cinema o della televisione. E poi hanno prestato la loro arte compositiva elettronica anche a Mar Piccolo di Alessandro Di Robilant nel 2011 e poi con Sergio Sollima, col quale poi hanno instaurato un sodalizio, hanno realizzato ACAB, All Cops Are Bastards, nel 2012 e sono arrivati poi a comporre anche le musiche di Sulla mia pelle, film straordinario, un biopic di un evento molto tragico e importante nella storia italica, e non ultimo l'immortale esordio alla regia di Marco D'Amore. Grazie Massimo, sentiamoci in Mokadelic. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Soundtrack City e come abbiamo detto nell'introduzione, eccoli lì, 2/5 dei Mokadelic. Ciao Christian, ciao Luca. Ciao. Ciao, ciao. Allora, dunque io sono felicissimo di avervi perché di domande da fare ne ho tantissime e siccome credo sinceramente e di cuore che voi siete un po' un caso unico nella scena dei colonna sonoristi italiani, non faccio neanche tanti preamboli e vado direttamente proprio alle prime domande. Allora, dunque, io vorrei partendo proprio dall'inizio, quindi vi faccio capire che ho studiato, che qualcuno, e forse è più indicato Christian visto che c'era dall'inizio, mi parlasse un po' di come si sono formati i Moka, non i Mokadelic, ma i Moka, da dove venite? Abbiamo iniziato ormai tanti anni fa, parliamo più di 20 anni fa ormai, perché insomma quest'anno festeggeremo il nostro ventennale insieme, quindi diciamo è veramente un anno particolare questo, però insomma il suonare insieme abbiamo iniziato io e Alessio, che ci siamo conosciuti all'università, in particolare alla facoltà di psicologia. Io e Alessio siamo due psicologi e abbiamo iniziato così a avere un'idea rispetto al suonare insieme. Noi andavamo sempre insieme a vedere i concerti, frequentavamo molto l'underground romano, che era quello della fine degli anni 90, che era veramente florido, c'erano tantissime band che suonavano, si andava nei centri sociali, insomma, a vedere gruppi internazionali, quindi che importavano in Italia un sound per noi assolutamente sconosciuto, diverso, un approccio a prendere in mano degli strumenti che era completamente fuori da ogni regola, per quello che a quale scena ti riferisci? A quali gruppi ti riferisci in particolare? Allora, noi siamo cresciuti con la folgorazione del post-rock, quindi mi riferisco in particolare a band come i Godspeed You Emperor, i Mogwai, ma ci sono anche altre band un po' più sconosciute, gli Ulaanbaatar, che erano un gruppo francese, sì. Gli Unwound, che erano un gruppo americano, insomma, ma anche gruppi italiani, Giardini Niro, anche band romane, un nome che insomma io mi ricorderò sempre, che sono gli Atom Pygneon, che erano una band veramente... E poi c'era anche questa band che si chiamava Marilou Loren, insomma, che era... I disperati. Che comunque
di cui Luca ne sa qualcosa, e poi in seguito pure io. Ecco, insomma, da lì è fondamentalmente abbiamo avuto questo desiderio di esprimerci attraverso la musica, insomma, era per noi il modo per creare qualche cosa, creare qualcosa di positivo. Da cui abbiamo, diciamo, facendo un po' di ricerche fra amici innanzitutto, abbiamo incontrato Alberto e Maurizio. Stiamo parlando di Alessio Mecozzi, Cristian Marras, sì. Alberto Broccatelli e Maurizio Mazzenga, sì. Dico bene? Esatto. Ok. Ma voi siete tutti di Roma, da dove provenite dal punto di vista proprio geografico? In realtà tutti, tranne appunto Cristian che è sardo, e noi siamo tutti castellani. Ricordo a chi non è giovane come me che Marino, però, insomma i Castelli in generale hanno dato vita anche a un altro gruppo prog che era il Banco del Mutuo Soccorso, negli anni 70, quindi stiamo parlando di una zona che oltre al vino c'è pure dell'altro, insomma. La vostra come nasce la vostra scelta di fare musica per immagini? So che centrale è stato il ruolo di Salvatores, no? Come è nata questa collaborazione? Chiaramente l'approccio dei Mogadelic, sia dal punto di vista dei live, ma non solo, è sempre stato un approccio di grande condivisione delle immagini, del mondo visivo. L'arrivo di Salvatores è stato, diciamo, poi da lì è partito un po' tutto, è legato ad un aneddoto un po' particolare, nel senso che Salvatores stava lavorando con Ammanniti alla sceneggiatura di Commedio Comanda, e Ammanniti aveva già in sceneggiatura, come dire, sottolineato una serie di passaggi della sceneggiatura con dei commenti rispetto a che tipo di musica ci sarebbe dovuta essere originale, riferendosi tutto al mondo post-rock. E quindi entrambi i personaggi, cioè Gabriele Salvatores e Nicola Ammanniti, cercavano dei nomi da poter provare a proporre per il film. Nel frattempo, a Milano, quindi a 500 km di distanza, in una simpatica cena fra amici, il direttore della fotografia, Italo Peticcione, e Gabriele Salvatores si incontrano a casa di Italo per mangiare, e Italo straordinariamente in quell'occasione aveva su della musica, cosa un po' strana per lui, un po' vecchio dentro, diciamo, quindi sentiva poca musica, eccetera, eccetera. E questo disco si dà il caso che fosse il primo disco autoprodotto dei Mogadelic, allora ancora Moca, che lui mi aveva chiesto. Stavamo facendo un lavoro insieme e mi ha chiesto: voglio ascoltare assolutamente qualcosa del tuo gruppo, dei Moca, e io gli regalai questo disco. Lui lo mise su casualmente a cena quella sera, e Gabriele Salvatore si disse: cavolo, sembra proprio una musica perfetta per questo film che sto preparando con Ammanniti. Vabbè, insomma, questo per dirti che contemporaneamente Ammanniti e Salvatore si chiamarono dicendo ognuno all'altro: io ho trovato la band che farà la musica del film, ed erano i Mogadelic, diciamo. Vabbè, sia per allora, un destino segnato, proprio. Tra l'altro colgo l'occasione per un ricordo, insomma, un'ammirazione nei confronti di Ezio Bosso, perché, come sapete, insomma, aveva lavorato con Gabriele già su Io non ho paura, ed era stato già contattato da Gabriele per Commedio Comanda, e aveva cominciato a lavoricchiare sul film. Poi Gabriele dovette avvisarlo del fatto che comunque la scelta musicale era andata su altri lidi, e Gabriele mi riferì che Ezio Bosso con grande eleganza gli aveva detto: sono felicissimo della scelta che hai fatto, se è la scelta che pensi sia migliore, in bocca al lupo, spero vada benissimo. Anche questo capita assai di rado, e questo mi conferma. Io non ho mai conosciuto Ezio Bosso, ma a pelle mi è sempre sembrato, ripeto, una persona di una signorilità di pensiero e un'eleganza senza pari. Bene, allora, pronti via, voi avete iniziato con Salvatores come regista premio Oscar, vabbè, ok, andiamo sul... E qui c'è una storia, scusate, anche mia personale, Mar Piccolo di Alessandro Di Robilan. Io il mio primo film che ho fatto nel lontano, penso 87, come compositore era proprio con Alessandro Di Robilan. Anche lei fumava il sigaro, si chiamava. Una cosa alla Vangelis, proprio, sì, vabbè, anni 80 proprio. Ecco,
Ecco, allora, io non lo conosco il film, ho visto il trailer, altri spezzoni, ma mi sembra come una prova generale, una specie di anticipazioni delle ambientazioni che poi avranno segnato per tutto il resto della vostra filmografia, cioè molto action, molto, anche scene molto violente ho visto. In quel caso di Robilant aveva apprezzato molto il lavoro che noi avevamo fatto sul Commedio Comanda. Ci disse che però lui necessitava di qualcosa di più impulsivo, no? Che trasmettesse un po' di attivazione, dinamismo. Mi ricordo molto bene che ci incontrammo, facemmo un piccolo briefing, no? Rispetto a quello che era il film. Fu molto immediato, diciamo, come evidentemente dentro di noi c'era, no? Anche nell'ambito del live, un qualche cosa che in un certo senso ci spingeva ad avere un impatto, no? Ad avere un impatto, ad avere qualche cosa di cavalcante, no? Però anche l'aggressività dei suoni, no? È come se, diciamo, avessimo allentato un po' quelle briglie, la violenza, l'hai citata pure tu, gli accessi di violenza, la rabbia, no? Ogni tanto che si vedeva nell'ambito di quel racconto, ce l'avevamo un po' dentro, no? Nell'ambito delle nostre sonorità, e quindi abbiamo iniziato a raccontarle, ed è stato veramente un'intesa quasi immediata. Devo dire che non abbiamo faticato molto a trovarci con Alessandro. No, è interessante questo fatto che dici che l'attività live vi ha molto aiutato poi a fare la stesura di una colonna sonora. Questa ad esempio è una cosa che i compositori non sempre hanno come possibilità, perché molti compositori non hanno attività live. Io adesso vado avanti, in questo caso io sto parlando di ACAB. ACAB è un altro film non esattamente pacifista, e peraltro ho visto che nel cast tecnico c'è Patrizio Marone. Patrizio lo ritengo uno dei più grandi montatori italiani e peraltro amanti della musica, cioè che la trattano bene. Tra l'altro abbiamo saputo da poco che è candidato ai Nastri d'Argento, quindi facciamo i nostri auguri anche a Marco D'Amore, che è il regista dell'Immortale, quindi per noi è sempre un piacere lavorare con Patrizio. Ecco. Ci avete lavorato abbastanza da quanto ho capito, quindi ecco, ditemi due parole anche su ACAB, che mi sembra, ripeto, importante per tanti motivi, insomma, oltre che è un film appunto di Sollima con cui poi lavorerete poi in seguito anche parecchio. Che cosa ha rappresentato per voi? Ripeto quello che hai detto, una svolta è un inizio di collaborazione, perché è chiaro che il sodalizio con Stefano è durato tanto e ci ha portato tanto sia dal punto di vista lavorativo ovviamente, ma anche professionale, di crescita, l'incontro con Patrizio, ma non solo. Stefano ha un metodo, insomma adesso non so se è cambiato nel frattempo, insomma, però aveva un metodo per ACAB un pochino differente da quello con cui eravamo andati incontro fino a quel giorno, cioè il classico metodo di una stesura di montaggio con delle musiche di repertorio. L'arrivo poi dei Mocadelic ha comportato innanzitutto provare a sostituire quei momenti, cercando insomma spesso di essere molto incollati a quell'idea, no? E quindi poi convincerlo di idee diverse. Questo è un problema della temporary track, dell'utilizzo delle temporary track che purtroppo tutti i musicisti lo scontano proprio. Quello tutti i musicisti lo scontano, e devo dire che molti registi e molti montatori intelligenti, quando possono, sono i primi a evitarlo. È chiaro che poi le tempistiche di post-produzione non combaciano spesso, insomma, con tutto, per cui a volte ti ritrovi che il montaggio è andato avanti anni luce, il musicista viene chiamato all'ultimo e quindi insomma ci si scontra con quello. Poi comunque è stata una colonna sonora interessante, cioè era ancora una colonna sonora rock, diciamo tra parentesi, cioè di una band che suona insieme, chitarre, batteria, insomma, quindi interessante, registrata tutti insieme alla Forum. Vado avanti appunto e ci troviamo con Pulce non c'è. Ecco, Pulce non c'è, ascoltarlo mi è sembrato appunto
un nuovo passo avanti nella definizione del vostro stile. Io ad esempio ho sentito delle bellissime trame basso chitarra, e qui visto che ho davanti Christian, è una mia impressione o in qualche modo è stato così? Direi di sì, anzi se vogliamo Pulce non c'è, stato anche un po' un'opportunità per ritornare, per fare un piccolo passo indietro rispetto a quello che era stato il tracciato di ACAB, in cui abbiamo iniziato un po' a sperimentare con l'elettronica, le tonalità molto scure. Su Pulce non c'è, invece abbiamo riscoperto un po' una delle prerogative, no, che ci appartenevano un po' di più, che erano appunto l'intreccio delle trame tra gli strumenti a corda, no? Nel senso che le chitarre, esatto, che nessuna fa la stessa cosa, ma tutte insieme creano un'armonia. Siamo ritornati su questo percorso sulla scorta però dell'esperienza che avevamo fatto precedentemente, no? Quindi c'è è un andare avanti, andare indietro, recuperare. Però mai come prima. Assolutamente, è una riproposizione però attraverso una metabolizzazione, sembra, quindi sì. Allora io adesso andrei su vi tocca, dal 2014 inizia la serie Gomorra, che qui ho da farvi due domande questa è la prima serie televisiva, quindi pronti via, voi ne fate una qualsiasi, Gomorra, che è entrata anche quella cioè, se io faccio un film lo faccio con voi, sia chiaro, cioè nel senso allora, quando siete saliti sul trenino Gomorra, sentivate di stare dentro un progetto tra virgolette di successo, perché sapete bene, meglio di me, che le serie televisive il successo conta e come per poter andare avanti. Non eravamo consapevoli del fatto che aveva le carte in tavola per diventare una serie di successo. Certo, il libro di Saviano l'avevamo letto, Solliman era una certezza, la produzione non era certo una produzione scalcagnata, insomma, per cui degli elementi c'erano, perché diventasse addirittura così importante internazionalmente, insomma, quello no, effettivamente no, forse è stata anche una fortuna, perché noi ci siamo approcciati in maniera molto naturale, solo con la tensione di approcciarsi a un mondo nuovo per noi e lungo, grande, cioè appunto ogni stagione erano 12 film, cioè nel senso per cui chiaramente quindi un atto di responsabilità grosso. Mi ricordo ancora quando facemmo la riunione, quando Stefano ce la propose, lui aveva fortunatamente ci aveva sentito al Palazzo delle Esposizioni poco prima, perché avevamo sonorizzato in una serie, in un ciclo di film muti, avevamo sonorizzato la fine di San Pietroburgo di Putovkin, per cui quando ci propose la serie aveva già in mente di catturare da quel tipo di sonorità. Io domando a Christian, ecco, passare dal cinema alle serie televisive vuol dire entrare in una catena di montaggio decisamente diversa rispetto al cinema. Ha comportato qualche tipo di cambiamento nel vostro approccio al lavoro proprio di musicisti? Francamente sì, credo che sia cambiato molto, nel senso che in effetti abbiamo avuto un'affezione verso il progetto molto profonda, che ci ha portato a seguirlo senza nemmeno accorgerci che in realtà stavamo facendo due lavori contemporaneamente, che quotidianamente eravamo sempre in contatto tutti quanti, che ci si vedeva dopo essere stati in sala mix, ci si vedeva in sala prove da noi la sera per affrontare le cose successive. È come se avessimo fatto una piccola apnea, cioè quando vai al mare, no? Ti tuffi sott'acqua, fai un'apnea, riemergi, ti guardano e ti dico, mazza, ma quanto sei rimasto sott'acqua? È un po' questo quello che succede. Ci ha aiutato tantissimo a creare il nostro metodo, il nostro approccio alla lavorazione delle serie televisive e delle colonne sonore. Noi non sappiamo se si fa così, però noi facciamo così. Senti, e adesso vi faccio una domanda a tutte e due, cioè, allora, secondo me, nell'ambito delle serie televisive, se uno azzecca la sigla è un po' come azzeccare l'hit dell'estate per chi fa pop, via dicendo. E allora io penso che la vostra sigla sia una delle più belle sigle fatte da tempo.
8 note in battere, che lì per lì non le conti tanto bene, ma credo sia efficace, essenziale, minimale ma intensa. Mi spiegate come è venuta fuori quella sigla lì? Questa è facile, questa la spiego io. No, in realtà a onor del vero ho fatto una battuta, perché in realtà quel giro che tu hai sentito è di Christian, quindi ho fatto la battuta apposta. Quindi che ho fatto i complimenti proprio a lui, proprio personalmente. Il problema qual è lì? Cioè, voglio dire, senza nulla togliere alla bravura di Christian, ovviamente, però lì c'è anche un discorso di psicoacustica, cioè, o meglio, no? La scelta insieme al montatore e al regista di applicarlo dall'inizio della prima stagione sempre in un determinato punto ha creato da subito un'affezione a quella musica, no? Nel senso che chiaramente nella prima puntata non te ne rendi conto, nella seconda magari ti fai delle domande, alla terza inizia il tema, dici magari se è finita la puntata, la quarta quindi figuriamoci la quinta stagione che succederà, no? Cioè nel senso, quella diventa il momento principale della puntata, quindi questo aiuto, tra virgolette, da parte del regista e del montatore insieme a noi, che abbiamo deciso di fare così, di chiudere le puntate sempre lo stesso tema, ha creato di quel tema anche il suo potere, la sua forza. No? Sì. Tant'è che quando andiamo a suonare a Zonzo per l'Italia, soprattutto al sud Italia, quello diventa un magico momento da telefonino, come se noi fossimo Baglioni, cioè le persone ci fanno le riprese, ma così dici perché? Vabbè, però chiaramente perché nel cervello che per un pezzo strumentale è una cosa, è una roba inaudita. Sì. Tant'è che insomma io penso, Christian, penso che quel campione che hai, cioè non lo butteremo mai, quel computer rimarrà tipo quel suono rimarrà in bacheca fino a che morirà, credo, insomma. Sì. Andiamo su, ecco, a proposito di film, un altro filmone, Sulla mia pelle sto parlando, una storia che ha scosso l'opinione pubblica, in particolare Roma, e voi siete in qualche modo romani, quindi quando vi hanno detto che eravate voi che dovevate fare le musiche di questa storia che sicuramente conoscevate già, che cosa avete provato? Ecco, il termine giusto è provato. La felicità, anche se non è di certo una parola che si può abbinare alla storia, però la felicità di essere stati scelti per raccontare questo, per raccontare la storia di Cucchi, perché è una storia che chiaramente ci appartiene a livello generazionale, come città. Poi tecnicamente, diciamo, abbiamo avuto degli incontri con il regista che ci ha raccontato un po' quello che avrebbe voluto fare del film in generale, e quindi ci ha raccontato che non avrebbe preso una posizione, ma che avrebbe cercato di raccontare i fatti successi in quei 5 giorni, quindi questo prima che lui girasse e prima che noi vedessimo chiaramente il film. Il processo creativo è stato un processo, come sa bene Christian, insomma lungo e complesso, per assurdo, perché poi diciamo alla fine al cinema si ha una sensazione di minimalismo, in realtà come immagino avrai sentito ci ha portato, ma questo è il bello di questo mestiere, ci ha portato verso delle zone musicali a noi poco consone, no? Ecco, io infatti potrei domandare a Christian, ecco, dal punto di vista musicale di questa colonna sonora, che è vero, cioè quello che dice Luca, vi ha un po' portato in zone a voi non consone. Quali sono state le difficoltà proprio musicali? In generale abbiamo dovuto realizzare ciò che il regista stava realizzando con le immagini, cioè un'asciuttezza estrema, pochi elementi, sono poche cose che però hanno un ruolo, cioè tutte quelle cose che ci sono hanno un ruolo. Per noi la difficoltà è stata chiaramente venendo da un approccio più massivo, diciamo così, no? Che il risultato dell'atmosfera è la somma di elementi, di riverberi, di delay, no? Che si accavallano l'un l'altro. Invece no, qua bisognava ribaltare proprio la prospettiva. Quindi siete andati un po' per sottrazione in questo caso, mi sembra di capire. Okay. Esatto. Vado avanti. Ecco, questo è un film che non ho visto solo il trailer, parlo di Mollami. Mi sembra un film che partendo da un episodio drammatico poi vira sulla commedia grottesca e fantasy. Dico bene?
e mi sembra che voi di commedie ne avete fatte poche, quindi anche qui è uno sconfinamento o no? Questo è un grande sconfinamento ed è stato insomma, un bel parto. Cioè, aveva un senso chiamare Mokadelic per quel film, perché in realtà Gentiloni, il regista, aveva questa idea all'inizio di approcciare al film musicalmente in maniera scura, dark, perché questo mostriciattolo, questo orsacchiotto che prende vita è un cattivo, è uno un po' perfido, no? E dobbiamo proprio lavorare di contrasto, la musica deve accompagnare invece questo sentimento proprio di scuro, dark, eccetera, e poi è diventato tutt'altro, ovviamente. Perché non ne faccio una colpa a nessuno, ovviamente, ma chiaramente poi quando i film, soprattutto le opere prime, sono il risultato di pesi, no? Per cui piano piano, con molta gentilezza, diciamo, ci ha fatto virare verso atmosfere che la rete riteneva più consone, cioè quelle della commedia proprio. Noi ci mettiamo a farla, ci proviamo, ma è difficile, cioè non è, ci riusciamo, però... Ok, no, ma in ogni caso è un'esperienza interessante pure quella, cioè nel senso... In questo senso la psichedelia ci ha aiutato tanto, ecco. Sì, lì devo dire c'era anche il buon Patrizio Marone dietro a quel film. Ecco. Quindi, per cui chiaramente anche lui, cioè insieme ci siamo aiutati per capire che stava vicendevolmente, ecco, ok. Sì. Adesso io andrei sugli ultimi vostri lavori, 2 serie televisive che mi sembrano internazionali, cioè dico bene sia l'una che l'altra. Esatto. Sì. Parlate di queste due serie, di questa vostra espatrio, diciamo così, artistico. Va bene, io parlerò di Sanctuary e Luca parlerà della Garçon. Siete un gruppo fantastico. Allora, Sanctuary è una serie appunto di produzione svedese in cui alcune delle maestranze però erano italiane. Uno dei 2 registi è Enrico Maria Artale, e invece l'altro regista è islandese, Oscar Thor Axel. Puoi dire qualunque cognome. Con gli islandesi è difficile. Comunque un islandese. Poi... È un thriller psicologico, questo a noi ci piace molto, insomma, come dimensione. E tra l'altro, dal punto di vista musicale, ciò che abbiamo fatto è forse un passaggio molto più deciso in quello che è nella nostra colonna sonora di sound design, no? Riuscire a entrare, a inserire la nostra musica all'interno di questa dimensione e farlo questa volta attraverso l'elettronica, per come diciamo ci affascina maggiormente, è stato, come dire, un percorso che ha completato una parte precedente. Al di là di questo, il cast era internazionale, c'era Matthew Modine, ambientazioni che ispiravano tantissimo l'aspetto musicale, i boschi del Trentino, queste strutture, diciamo, che dovevano rappresentare dei sanatori moderni. Fatto diverso invece la Garçon, che per quanto il rapporto, devo dire, con il regista Paolo Basman è stato un rapporto meraviglioso, perché è un grandissimo professionista che sa esattamente quello che vuole e difende il musicista con la produzione in tutte le maniere possibili e immaginabili, in prima persona. La Garçon, capitolo a parte, perché anche lì lui ci ha chiamato perché aveva sentito il lavoro che avevamo fatto su Gomorra. Il racconto della Garçon è un racconto che si svolge negli anni, diciamo, negli anni 20 parigini, e lui anche lì, diciamo, l'idea all'inizio, quando abbiamo fatto, diciamo, i primi briefing, era di avere un approccio musicale completamente dissonante dalle immagini d'epoca. Chiaramente la rete, il produttore e compagnia bella, insomma, loro in realtà invece da subito hanno cominciato a criticare un minimo la scelta musicale, soprattutto perché sentivano poca Francia. Diciamo, ho capito. in quelle cose. Per cui piano piano il lavoro... fisarmonichetta pure voi mettetela, no? Esatto, no, ma proprio così, certo il clarinetto, certo la fisarmonica. Quindi io scherzavo, ma ve l'hanno chiesta veramente. Sì. Io è la colonna sonora a cui tengo di più al momento,
siamo riusciti a fare un mix assurdo fra i Mogadelic e una musica più tradizionale, se vuoi, no? Allora, io vi ringrazio perché mi avete tolto tutte le curiosità che io avevo. Ne avrei un altro paio. Per quanto potete raccontare di quello che è magari in post-produzione, ecco, che cosa bolle in pentola in sostanza? Noi più che futuri, attuali, nel senso che sono ormai molti mesi che lavoriamo a questa serie tratta dal film Il Primo Re, di Matteo Rovere, sì. Che tu conosci, Marco, credo, no? Abbastanza. Bene. Esatto. Abbastanza. Che è appunto Romulus, ci stiamo lavorando da un po', verranno missate le puntate da fine giugno e andrà in onda credo da novembre su Sky. Oltre a Romulus qualche altra cosa? Sì, dico io. Abbiamo partecipato ad un film, anche questa è una coproduzione italo-belga, che si chiama The Shift, il regista è italiano, Alessandro Tonda. Siccome deve ancora uscire non posso spoilerare niente, però certamente l'elemento dell'azione è una costante durante tutto il film, veramente molto fatto bene. Senti, allora la domanda finale è un giochino che faccio a bruciapelo a tutti quanti i musicisti che vengono qui. Mi dite una canzone originale, una movie song che ritenete che vi ha toccato profondamente, voglio dire, nel vostro cuore e nella vostra testa. No, beh, io un po' me ne vergogno, ma risponderò per primo. Mentre tu me lo chiedevi, mi è venuto in mente Celine Dion di Titanic. Va bene. Non lo so perché, però voglio dire, nell'intimità del web si può dire. Va bene, assolutamente. Io non so se in realtà commetterò un errore metodologico, però mi viene in mente This Must Be the Place del film di Sorrentino. Vabbè, allora può vincere facile, Cristian, vuole vincere facile. Io vi auguro il meglio, ragazzi, veramente vi auguro il meglio, perché secondo me siete voi in un certo senso l'elemento di novità che c'è stato nella nostra musica, parlo di musica per immagine, da molto tempo a questa parte, quindi vi auguro il meglio e speriamo di rivederci presto, insomma. Magari venga un vostro live, ok? Speriamo. Va bene. Ok. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie.